Va bene, allora sentiamo. Io volevo dire, se Sì, può essere insomma, significativo, ma sicuramente i colleghi in ascolto conoscono già questa via. Per argomenti così piuttosto sì, ostici come può essere l'evoluzione, per me un grande aiuto è anche la didattica museale. A certo. proposito dell'evoluzione, mi viene in mente il magnifico, spettacolare museo di paleontologia che abbiamo a Padova, a Palazzo Cavalli, ma visto che siamo a Museo di Venezia, anche Verona, il per Museo esempio, di Verona, visto Museo di che siamo a Venezia, Venezia, il Museo storia di naturale. storia naturale con la nuova veste, Sì, sì, sì. bellissima, ecco, che ha assunto dopo l'apertura. E mi piacerebbe Sì? che i musei per le scuole fossero sempre aperti, sempre gratuiti e diventassero delle aule di studio, delle aule in cui si può entrare e uscire in un'ora, ecco, si potesse fare Guardi, io... scuola Sì, all'interno dei sì, sì, sì. musei, non solo la visita una tantum, la visita guidata una tantum. Questo un No, po'. giusto, io le posso dire questo, che trasmetterò questa cosa che lei dice, che mi pare molto interessante, a un collega che adesso è professore a Padova, che si chiama Telmo Pievani, che probabilmente avete già sentito nominare, perché credo che la persona che è più, diciamo, profonda nella teoria dell'evoluzione in Italia. E lui ha una serie di relazioni molto buone con tutti questi direttori di musei, eccetera, eccetera. Quindi forse, io ve lo dico, se magari muove qualche pietra, che non si sa mai che venga giù la valanga, insomma. Quindi sarebbe una cosa molto bella che si potesse fare questo, perché avere a disposizione il materiale lì è ovvio che facilita le cose, insomma. Non semplifica del tutto, perché naturalmente poi ci sono i discorsi dell'anello mancante, di questo e quello e quell'altro. Non tutti i musei sono aggiornatissimi sulle ultime cose dell'evoluzione umana, perché sono i cartelloni, perché sono fatti così, li hanno fatti 10 anni fa e non sono più attuali. Però, insomma, voglio dire, comunque ci sono molte cose da vedere e da dire, insomma, sicuramente i fossili, per esempio, è una cosa. Quello che ho dimenticato di dirvi, purtroppo, è che queste parti non vanno fatte tutte nello stesso anno, perché voi potete fare il tempo, la trasformazione i fossili alla prima anno, poi lasciarli dormire e invece recuperarli magari per rinforzare i segnali nel secondo anno e magari invece parlare dell'evoluzione in questi termini, dei microrganismi, del tempo di generazione, eccetera, al terzo anno, quando i ragazzi hanno ormai tutto il linguaggio per capire queste cose. Quindi è una cosa che l'insegnante deve lui sapere come gestire, poi dipende dalla classe, insomma, cioè non c'è dubbio, se i ragazzi in primo anno sanno tutte queste cose qui, allora tanto vale dirgliele, insomma, ecco. Ci eravamo appunto confrontati col professore perché avevamo preso in esame quello che avevano le indicazioni vostre, cioè la vostra programmazione. Avevamo visto che in classe prima soprattutto viene svolto un programma, a parte la parte di fisica, insomma, che viene fatta come base, ma anche si parlava un po' di, mi pare, fisiologia e anatomia degli animali e delle piante, ecco. Allora abbiamo pensato sì che lì c'è l'occasione buona per cominciare a iniziare a dare questo concetto di tempo e di trasformazione soprattutto. Anche della generazione. E della generazione, giustissimo. Il nostro consiglio è anche di focalizzare l'attenzione quando si parla appunto del regno animale e vegetale, soprattutto sulle funzioni primarie, no? Fisiologiche di piante e animali, perché questo qui ci permette anche di andare a individuare le caratteristiche delle unicità degli esseri viventi, ma anche della biodiversità, cosa poi che andrà ripreso in seconda perché voi trattate, noi normalmente tutti, il corpo umano, perciò quelle funzioni che si ritrovano negli animali e nelle piante, nutrizione, movimento, riproduzione, espletati in modo diverso, la ritroviamo nell'uomo.
Allora, le funzioni alla fine sono le stesse, nel modo in cui vengono condotte e espletate è diverso. Una cosa secondo me importante, ad esempio, è far capire ai ragazzi che lo sviluppo di energia, no? Viene fatto in modo diverso, perché tutti pensano che magari tutti gli esseri viventi respirano, cioè che l'energia viene catturata attraverso solo la respirazione, l'utilizzo dell'ossigeno invece viene fatto in modo diverso. Ecco. Perciò assieme allo studio della biodiversità, ma anche dell'unicità degli esseri viventi, comincia anche il momento della trasformazione nel tempo. I fossili sono un'ottima occasione, secondo me, per creare situazioni problematiche. Probabilmente i ragazzini alle medie sanno già cos'è un fossile perché l'hanno studiato alle elementari, eccetera. Però magari davanti a un fossile dire, ma boh, adesso come... Cioè esiste ancora questo? Sì, no. E non è più lui, se esiste com'è, perché cioè, queste problematiche possono indurre la necessità di andare a approfondire e di andare magari a visitare un museo di scienze naturali. Quello che voglio dire è potete buttare lì la problematica, discuterne insieme, far formulare un po' di ipotesi e poi attraverso il museo andarsi a chiarire certe cose. La seconda parte è logico che prima bisogna avere un po' di basi di genetica. Voi normalmente in terza, mi pare di aver letto, fate le leggi di Mendel, no? E dopo legate a Primi i bassotti di vengono DNA, bene con questo, no? E, io vi sto cercando di legarvi col metodo un pochino dell'inquiry, no? Ad esempio, sono tematiche queste, quando si parla delle teorie dell'evoluzione o di Mendel, è chiaro che non ci sono attività sperimentali, però attività di indagine e curiosità può esserci. Se io invece di raccontare tutto di Mendel, gli racconto un pochino il primo esperimento che ha fatto, gli faccio vedere dei risultati che ha avuto e comincio a porgli davanti un problema, ma secondo voi di fronte a questi risultati cosa può aver pensato? Oppure ancora prima, ma perché certi caratteri troviamo nei figli? Probabilmente potrebbe venire fuori in loro la teoria della mescolanza, no? Dei caratteri che c'era prima di Mendel. Cioè ponendogliela così si tenta un primo approccio, quantomeno li si incuriosisce e gli si dà significato ai dati che ha ottenuto Mendel. Poi li sapete, potete buttare dentro il calcolo delle probabilità che lui ha pensato a due fattori. Tu usare i bassotti perché il carattere zampe corte è dominante. Quindi zampe corte è dominante, è una mutazione dominante. Quindi invece che fare i piselli di Mendel, fate i bassotti. Fate il bassotto con l'incrocio tra un bassotto e un cane normale, viene fuori metà bassotti. 50% di bassotti, 50% di gambe lunghe. Cioè, facendogli un pochino percorrere, bassotto con bassotto fa sempre bassotto. Facendogli percorrere un pochino il ragionamento fatto da Mendel. È questo. Permettete di fare una telefonata, ci metto un minuto? Certo. Aspettiamo magari. Dopodiché, chiaramente c'è il concetto di mutazione, lì ormai hanno visto che questa trasformazione, ne avete già parlato prima, è spontanea, però allora dopo in terza si può introdurre il concetto di mutazione, quando ho fatto un po' di DNA. Poi normalmente si vanno a trattare le teorie, però appunto le teorie evoluzionistiche non sono il concetto di evoluzione. Qui sono teorie, ok? Perciò il concetto voi lo date attraverso questo percorso, no? Un conto è il concetto di trasformazione e evoluzione, che voi iniziate in prima e pian pianino lo affinate in terza. E un conto invece è raccontare storicamente le teorie evolutive, è un'altra cosa. Io vi racconto com'ero, vi faccio un po' di storia, vi faccio capire come ci sono arrivati, eccetera. È diverso, questo voglio dire, insomma. Uno può anche, alla fine, se non ce la fa, non trattarli, però alla fine gli ha dato il concetto di trasformazione e di evoluzione, senza cadere nell'errore che diceva il professore, che molto spesso si fa. Anche gli adulti dicono che l'organismo si è adattato, no?
non è che l'organismo si è adattato all'ambiente, è l'ambiente che ha deciso quali potevano in quel momento riprodursi o no, perché chiaramente la mutazione è vantaggiosa in quell'ambiente, in quel momento. A seguito una mutazione può anche, poiché anche l'ambiente si trasforma, gli esseri viventi possono avere una mutazione che nel seguito si rivela invece svantaggiosa. Vedi le due farfalle, cioè prima era vantaggioso essere scure, dopo era vantaggioso essere bianche, insomma. E anche su questo si possono fare, ad esempio, vari giochi. Possono loro mimare oppure rappresentare un ambiente in cui c'è una mutazione e al cambiare dell'ambiente vedere come reagisce l'individuo mutato. Si possono fare delle drammatizzazioni, qualcosa, cioè delle animazioni. Allora, se non c'è niente, io andrei avanti con quell'altra cosa perché forse quest'altra, chissà che magari non vengano qualche... Ma se parliamo sempre noi non riescono a pensare. No, ma adesso questa cosa qui speriamo che provochi qualche sobbalzo. Ho detto delle cose. Ah. Se avete da aggiungere qualcosa anche su quello che ho detto. Va bene, allora facciamo così. Qua vediamo come si fa. Ecco qua, si chiude qui. Questo dovrebbe essere. No, fine presentazione. Eccolo qua. Così. Ecco, vi faccio vedere quest'altra cosa. Questa presentazione è un po' strana perché qualche anno fa dei colleghi astronomi mi avevano chiesto di fare una cosa sulla fine della vita sul pianeta Terra. Una cosa molto strana. Loro erano interessati a capire qualcosa sulla possibile fine non dell'umanità, proprio la fine della vita sul pianeta Terra e per converso se ci possono essere altri mondi dove invece ci sia vita, no? Il problema della esobiologia cosiddetta. Allora io vi presento qualcosa, ma non tanto per fare sfoggio di questa cosa, perché ci sono 2 o 3 cose che mi sembrano interessanti. Allora, qui questa diapositiva, poi vi lascio anche questo, questa diapositiva diciamo ha una parte, questa, della biosfera, dove ci sono i limiti della coltivazione, no? Cioè si può coltivare fino a una certa altezza, qui ci sono migliaia di piedi che bisogna tramutare in metri, insomma comunque i limiti delle abitazioni umane, i limiti delle piante, degli alberi, insomma delle piante, i limiti degli animali terrestri, i limiti dove ci sono spore di batteri e di funghi, che sono praticamente i picchi dell'Himalaya. Sull'Himalaya ci sono sicuramente spore di batteri e di funghi, ma i limiti per esempio delle terre coltivate sono intorno ai 1200-1300 metri. I limiti della sopravvivenza, della possibilità di popolazioni umane in altura sono dell'ordine dei 3.000-4.000 metri, perché in Nepal ci sono villaggi a altitudini di circa 3.500 metri. Vai, comunque questo è semplicemente per questo, anche sulle Ande, sì, certamente. Comunque, qui è una cosa semplicemente per far vedere la biodiversità, l'enorme quantità è più una cosa artistica che una cosa reale, invece ecco qua. Allora, c'è l'evoluzione prebiotica che arriva ai primi microfossili e poi c'è la storia biologica del pianeta Terra con le varie età, eccetera, ma non è di questo che voglio parlarvi. Invece, natura e caratteristiche di quelli che io chiamo oggetti biologici, perché mi piace chiamare oggetti biologici qualsiasi cosa che sia biologico, così come gli astronomi qualsiasi cosa osservano chiamano oggetto. Una galassia è un oggetto, un pianeta è un oggetto,
Perché è oggetto di osservazione. E anche noi dovremmo usare questo nome. Comunque, i nostri oggetti biologici hanno una composizione chimica: carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, carbonio, azoto, idrogeno, ossigeno e fosforo. Fosforo anche, ma insomma non necessariamente. Sono aggregati macromolecolari, strutture polimeriche, proteine, acidi nucleici, zuccheri complessi. Poi ci sono strutture di ordine superiore risultanti da complessi, nucleoproteine, lipoproteine, sfingolipidi, eccetera, dotati di peculiari proprietà. Poi ci sono relazioni relativamente stabili tra strutture che danno luogo a forme, ci sono molecole informazionali in grado di essere duplicate e ci sono catene di reazioni biochimiche di sintesi o di degradazione, ciascuna catalizzata da specifici enzimi. Queste sono le caratteristiche unificanti. Qualsiasi sia l'oggetto, che sia un vegetale, che sia un batterio, che sia un animale, la struttura di base è sempre questa. Restrizioni. Alla base della struttura e funzione degli organismi biologici stanno delle reazioni chimiche. Non c'è dubbio che per quanto complessi si diano delle aree come noi, siamo composti da reazioni chimiche. Tali reazioni avvengono sempre in ambiente acquoso, anche gli scambi gassosi, basta pensare al polmone, in definiti intervalli di temperatura e di pressione. Cioè l'uomo, per esempio, ha dei limiti di temperatura esterna a cui può sopravvivere e di pressione. Al di là di una certa pressione o depressione non si riesce a campare. Tali intervalli sono tipici per ciascun organismo, ma variabili da organismo a organismo. Ci sono organismi che hanno maggiore adattabilità prima alle alte temperature, alle basse temperature, alle alte pressioni e alle basse pressioni. Ci sono forme di vita in ambienti estremi. Esistono per esempio batteri adattati ad ambienti estremi, termoacidofili che vivono in sorgenti termali caldo-acide, in grado di moltiplicarsi a temperature tra i 70 e i 75 gradi e a un pH tra 2 e 3. Altri hanno condizioni ottimali a 55 e 59 gradi e pH 1, 2, quindi pH bassissimi. Poi sono batteri alofili, cioè che stanno praticamente nel sale, psicrofili o barofili. Barofili sono quelli che stanno a alte pressioni. Alcuni batteri sfruttano come sorgente di energia l'ossidazione dello zolfo o del ferro, cosa di cui si diceva prima. E in generale le spore di batteri resistono molto bene all'essiccamento e alle alte temperature. Queste sono particolarità che però poi ci vengono comode. Ci sono questi famosi black smokers, queste specie di fumarole sott'acqua nelle profondità oceaniche, dove fuoriesce acqua a circa 370 gradi e a una profondità marina la cui pressione può essere superiore a 200 bar. E lì ci sono forme di vita anche lì. Ma non basta sopravvivere. Per esempio questi tardigradi, non so se sapete cosa sono degli animali molto piccoli, infatti si vede lì questa è una micrografia elettronica di un tardigrado, sono dell'ordine di mezzo millimetro, una cosa di questo genere, forse anche meno. Sono in grado di resistere a temperature da meno 270 a più 150, quindi meno 270 è vicino a zero assoluto. Quindi uno li butta dentro all'anidride carbonica, all'azoto liquido o all'anidride carbonica congelata e questi stanno benissimo. E poi si tirano fuori e stanno benissimo. In tale condizioni, che si chiama criptobiosi, sono in grado di resistere per anni in condizioni ambientali estreme e dimostrano sono anche radioresistenti. Ritornano alla vita però, ritornano alla vita se vengono reidratati, ma si riproducono soltanto in alcune condizioni ottimali. Quindi la restrizione è lì. Hanno una finestra molto stretta nella quale possono riprodursi. Però possono durare, non dico in eterno, ma tantissimo tempo in questa forma di criptobiosi. Sono liofilizzati, non abbiamo inventato niente, sono liofilizzati. Questo non è uno schema per dire che il nostro genoma viene letto dall'esterno, non è che sia un programmatore di lavatrice che scatta e fa venire fuori le cose, no? Il nostro genoma è sempre in rapporto a quello che gli viene chiesto da fuori.
l'evoluzione dell'organismo e variabilità, ma anche questo c'è la mutazione, le solite cose, l'adattamento ne abbiamo parlato, possiamo andare direttamente alla fine di questa storia. Ecco qua, scusate. Ecco, questo però è una cosa interessante, l'intervallo di generazione in relazione al genoma e al numero di geni. Il micoplasma, di cui qui c'è il micoplasma genitalium, ma quello che noi di solito ci dà molto fastidio è il micoplasma pneumonie, quello che ci fa delle fastidiose polmoniti, e ha un intervallo di generazione di meno di 30 minuti. Escherichia coli, che è il batterio più comune, meno di un'ora, Saccharomyces cerevisiae, un lievito, meno di un'ora, Drosophila melanogaster ci mette 2 settimane, il topo 3 mesi e l'Homo sapiens 25 anni. Il genoma, diciamo che noi abbiamo praticamente, per questi erano dati vecchi perché ne abbiamo meno geni di questi, abbiamo qualcosa di più della drosofila, ma non tanto di più. Cioè tutti gli organismi di una certa dimensione e complessità hanno più o meno 20-25 mila geni. Poi anche questo discorso del numero di geni è una cosa molto aleatoria, perché non è tanto il numero di geni così come li definiamo noi, è anche il numero di tutti gli interruttori che possono agire sui geni. Comunque lasciamo perdere, quindi dimenticate, anzi la togliamo dopo questa diapositiva. Caratteristiche variabili dell'ambiente, caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche. Biologiche, interessante, i rapporti di predazione, parassitismo, simbiosi, l'utilizzazione di substrati, prodotti da altri organismi, eccetera. Cioè, che è la parte che fa capire come noi siamo interrelati con altri organismi, sia come nutrimento, sia essere noi nutrimento di altri. In questo caso, adesso veniamo al punto, perché si estingue una specie? Perché a un certo punto, se il numero di individui di una data popolazione, una data specie, ormai sono arrivati a pochi, basta niente, un evento qualsiasi accidentale per farli sparire. E poi non si ricreano, non è che ritornano fuori. Quindi potrebbe essere l'infezione da parte di un parassita, l'incendio di un habitat, un eccesso di predazione. Cioè questo può far morire prima che si riproducano e quindi non si riproducono, non se ne parla più. Ecco, questa è la cosa importante, che le relazioni trofiche tra le specie stabiliscono un equilibrio dinamico nelle dimensioni delle rispettive popolazioni. Mi spiego. Allora qui cosa c'è? C'è che questo gamberetto, per esempio, viene mangiato da questa gruiforme, insomma questa piccolo trampoliere. Questo si nutre di questo pesciolino, di questi gamberetti. Questi gamberetti sono anche nutrimento di questa, non so come, piviere, forse questo qui, di quest'altro passeriforme, di queste anatre. Questo invece lo mangia solo questo. Poi la canna palustre è importante per le anatre perché ci nascondono le uova. Questo viene predato dai gufi e dai rapaci. I gufi e i rapaci si nutrono di toporagni, di topini, a questo mangiano le cavallette che stanno su queste canne. Mangiano le canne, probabilmente vegetali. Sì, mangiano anche vegetali. Allora, tutto questo vi dice che se per caso si estingue questa specie di gamberetti, che cosa succede? Che questo campa, questo meno perché si nutre praticamente di questo lo stesso, questo sta nelle canne, quindi se per caso le canne vengono estirpate, ne soffrono ovviamente chi? Tutti quelli che nidificano sulle canne, quelli che si nutrono sulle canne, e quindi praticamente vedete che il rapporto di questo insieme, che è un assieme di popolazioni, viene squilibrato, quindi basta poco per squilibrare il rapporto trofico che esiste tra queste popolazioni. E quindi ci sono quelle cose che sono classiche ormai della letteratura, che la prima volta che hanno fatto le misure corrette, che hanno dato qualche significato, è stata alla fine della prima guerra mondiale, quando uno studioso italiano ha fatto delle misure quantitative e qualitative del pescato
nel porto di Trieste e di Chioggia, ma soprattutto nel porto di Trieste. Ha trovato che durante il periodo bellico erano cresciuti tantissimo le popolazioni dei selaci. Perché? Perché durante il periodo bellico non andavano a pesca i pescatori, quindi non sottraevano le popolazioni di pesci tipo le sarde, eccetera, se ne mangiavano tutti i selaci e quindi le popolazioni di selaci erano aumentate enormemente. E sulla base di questo poi c'è stato uno studioso italiano, un matematico bravissimo, che si chiamava Volterra, che ha fatto un'equazione, che è la famosa equazione di Volterra-Lot, che è la base di qualsiasi ipotesi sull'equilibrio di due popolazioni di cui uno è predato e l'altro predatore. E poi c'è quella di conigli e delle linci, insomma, ma tutte sono venute dopo di questa e hanno spiegato questa cosa. Quindi, perché dico questo? Perché basta che ci sia un'alterazione clamorosa di una parte dell'anello di questa catena trofica, che la catena va in pezzi e quindi si ristabiliscono altre relazioni. Cioè l'estinzione della singola specie può avere conseguenze importanti per l'ecosistema, data la complessa rete di relazioni trofiche tra le diverse specie. La perturbazione della rete potrebbe teoricamente dare origine a una risistemazione con creazione di nuovi rapporti trofici, sempre che vi sia tempo adeguato. E qua il problema è tempo. Il tempo necessario a stabilirsi un nuovo equilibrio dipende dal tempo di generazione delle specie coinvolte. L'abbiamo detto all'inizio. Dalle dimensioni delle rispettive popolazioni e dalla loro variabilità genetica, cioè se sono in grado di avere nuove mutazioni che le permettano di adattarsi a qualcosa di nuovo. Allora, veniamo all'estinzione di massa. Ci sono state già 3 grandi estinzioni di massa sulla Terra. Una 440 miliardi di anni fa, scompare il 22% delle famiglie e il 60% dei geni di invertebrati marini, estinzione avvenuta in 2 ondate separate a 10 milioni di anni. Poi l'estinzione del Permiano, 280 milioni di anni fa, sì, milioni di anni fa, scusate che prima milioni di anni fa, scompare il 50% delle famiglie, l'80% dei geni, il 90% delle specie di invertebrati marini, e quella del Cretaceo famosa, in cui scompaiono i dinosauri, 80 milioni di anni fa. Scompare il 50% dei generi esistenti, soprattutto di invertebrati marini, e scompaiono i dinosauri. Scenari possibili, domanda che ho fatto loro, può finire? Scenari possibili, evento catastrofico, terremoti, maremoti, tsunami, inondazioni, incendi sono in genere troppo localizzati per determinare estinzione di massa. Perché l'evento possa avere reali effetti catastrofici è necessario improvviso e con liberazione di una quantità enorme di energia. Quindi questa ragione si prende oggi in considerazione lo scenario della collisione con l'asteroide, che sarebbe stata la causa anche dell'estinzione, quella del Permiano. Prego. Ritorno un momentino indietro, voglio vedere che distanza c'è fra un'estinzione e l'altra. 440 milioni, 280 milioni, 80 milioni di anni. Va bene, siamo ancora lontani. No, Avete visto? ce la facciamo, molto... ce la facciamo. Sì, ce la facciamo. Ce la facciamo. No, quella cosa interessante è questa. Dopo la collisione, diciamo, della fine del Cretaceo, no? Il recupero, vediamo cosa è stato. In un secondo c'è stata l'annichilazione, cioè la distruzione, su circa 30.000 km quadrati. In un minuto ci sono stati terremoti della scala di 10 scala Richter. In 10 minuti ci sono stati incendio spontaneo di tutte le foreste del Nord America. In 60 minuti hanno cominciato a cadere enormi frammenti sul Nord America. 10 ore dopo tsunami in tutte le parti della Tetide, in tutte le margini della Tetide. Dopo una settimana sono cominciate le estinzioni degli incendi. 9 mesi dopo si è cominciata a chiarire la nuvola che viaggiava sopra alla Terra. Dopo 10 anni ci sono stati la fine dei gravi disturbi climatici, cioè il raffreddamento. Dopo 1000 anni un recupero della vegetazione del continente. Fine
della vegetazione delle felci, perché sono state sostituite le felci invece. Poi in 1500 anni si è cominciato a recuperare l'ecosistema bentonico delle acque profonde. Dopo 7000 anni recuperato totalmente l'ecosistema delle acque profonde. Dopo 70.000 anni comincia a diminuire l'anossia degli oceani. Dopo 100.000 anni l'estinzione dei dinosauri, dopo 300.000 anni finisce l'estinzione degli ammoniti, dopo 500.000 anni dopo 500.000 anni cominciano a stabilizzarsi gli ecosistemi degli oceani. Dopo 1 milione di anni è parzialmente recuperato l'ecosistema dei mari aperti e degli oceani aperti. Dopo 2 milioni di anni sono quasi completamente recuperate le faune di molluschi marini, e dopo 2.500.000 anni ritorna normale l'ecosistema, si ristabilisce l'ecosistema. Il recupero molto lento, si ricostituiscono gli ecosistemi e i protagonisti sono cambiati. Non sono più quelli di una volta, sono cambiati. Ci vogliono voluti 2.500.000 anni per un asteroide. Scenari possibili: evento catastrofico di origine umana, l'ipotesi unica è quella del conflitto nucleare generalizzato. Questa è stata studiata negli anni 60-70 con grande attenzione. Nell'84 è venuto fuori questo schema del cosiddetto nuclear winter, cioè che dopo questi scoppi di armi nucleari da tutte le parti si crea una situazione analoga a quella d'inverno nucleare di cui si parlava prima, e con recuperi molto lontani, molto lunghi, eccetera, eccetera. In questo caso voi vedete che probabilmente resterebbero fuori forse alcune parti, l'Australia, l'Africa del Sud, l'America del Sud. Questi probabilmente verrebbero meno toccati da queste crisi. L'Antartide anche, insomma, ma la Patagonia, sì, ma questa parte qui, insomma, Nuova Zelanda, insomma, vabbè. Comunque, ad ogni modo, ecco. Scusate, ho sbagliato. Ecco, sì, questa era la stessa cosa. Scenari positivi 3, riscaldamento progressivo del pianeta. Siccome in questo caso il fenomeno è progressivo, sarebbe possibile sia lo spostamento fisico di piante e animali in areali più permissivi, sia realizzarsi adattamenti genetici in diversi organismi. Ma in quali? Quelli che si riproducono molto più velocemente, che hanno popolazioni grandi. Immaginando che progressivamente le condizioni di estrema aridità del pianeta rendessero impossibile la vita sulla superficie del tutto, per un certo periodo potrebbe continuare forme di vita pluricellulari e medi cavernicoli, dove c'è più umidità e ovviamente si è coperti dalla temperatura, ad alta temperatura. Quando le condizioni diventassero insostenibili per organismi pluricellulari, per molto tempo, lungo e difficilmente definibile, rimarrebbero comunque enormi popolazioni di microrganismi, alcuni dei quali in grado di vivere prendendo energia da ossidazione di composti inorganici, quindi praticamente quelli che sono basati sul solfo e sul ferro. Allora, domanda: fine della vita sul pianeta Terra? Io dico, finché c'è acqua c'è vita. Perché questa è la condizione indispensabile. Domanda: dove c'è acqua c'è vita? Loro chiedevano su Marte. Risposta: forse lo sapremo, perché può darsi che ci siano ancora, se c'è stata vita su Marte e sia sparita per l'evento del riscaldamento, eccetera, eccetera, può darsi che ci sia qualche residuo, e allora se adesso ci vanno tutte queste spedizioni di ricerca che fanno delle ricerche molto interessanti. Pieno? Di quegli animaletti liofilizzati. Può darsi, chi lo sa. Vabbè, comunque no, forse quelli forse forme di spore batteriche, eccetera, può anche darsi che ci siano, insomma. Va bene. Questo era quello che... Allora, tolgo via quella diapositiva che non mi piace, perché c'è il numero di geni che è sbagliato. E poi ve la lascio. Domande? Commenti? Abbiamo tempo. Sì, sì, certo. Venezia. Mi auguro che ci siano. Sì. Non si sono fatti vivi.
Beh, ma poveretti, abbiamo parlato Ma dobbiamo continuamente. mandare un rover come quello su Marte. Dunque, no, aspettate che chiudo, porto via Abbiamo questa. parlato continuamente noi anche per quello. È vero, mi scuso, ma Anche le colleghe qui se vogliono intervenire, non è ecco, che questo lo togliamo. è proibito Diciamo taglia. chiedere. Aspetta, come si può fare qua? Questo. Spiegati. Elimina. Eh. Mm, mm, immagino. Perché lei aveva seguito a Padova la matematica e che, cioè, mi interessa sapere questa esperienza, diciamo, della trasmissione a distanza. Funziona e a quali limiti? No, no, dite la verità perché è inutile. L'audio qui. Ma nonostante i telefonini, le cose, WhatsApp, tutte queste cose. No, perché vede, Bisognerebbe vedersi anche, no? videocon- videoconferenza. Sì. Mm. Sì, sì, ma no, ma io quello che chiedevo è un giudizio spassionato e sincero, perché noi abbiamo investito dei soldi su questa cosa. Non sono soldi che sono stati investiti dal Ministero, dalle Accademie Lincei, eccetera, eccetera, li abbiamo investiti noi. Allora, se dobbiamo rifare l'anno prossimo questa cosa qui, bisogna sapere se serve o se non serve, perché buttare via i soldi dalla finestra non serve a nessuno, insomma, no? Ecco, quindi questo, qualsiasi notizia, qualsiasi suggerimento, qualsiasi critica, anche totale, va benissimo. Ecco, questo voglio dire. Quindi parlate liberamente. Sì. Certo. Però c'è un limite, insomma. Sì.
A meno che non si facciano Un collegamento visivo alla volta potrebbe anche un essere, no? un collegamento con altri sistemi, insomma, cioè con collegamento parallelo, diciamo, no? Cioè che ci sia da ogni sede un collegamento indipendente. E bisogna capire come fare. Anche perché le sedi fossero diverse. Cioè bisogna capire che cosa Padova, serve Vicenza, come hardware, come Bari. software a ciascuna sede per poter fare efficientemente questo, che quando uno chiede la linea da lì si vede e si sente. Però quello che diceva la dottoressa Macaluso è vero, c'è il ritardo Programmi sempre. particolari, sì. No, ma anche con le videoconferenze c'è ritardo. Nelle videoconferenze, io l'ho provato varie volte, non si può parlare in questo modo. Cioè ognuno deve star zitto, parlare poco e aspettare che l'altro risponda, perché non può intervenire sulla risposta, perché la risposta arriva con un ritardo, che spesso è molto, molto fastidiosa, oltretutto, no? Perché uno deve stare zitto e aspettare che l'altro ti risponda. Quindi non è perlomeno io non so se esistono dei software più recenti, più efficaci. No, beh, Skype, no, lo so, ma Skype anche quello c'ha ma e farlo invece in fono, chissà. Non so. No, infatti bisogna vedere. Comunque da Rovigo ringraziano della bella lezione e chiedono se è possibile lasciare nel sito, Sì, penso in certamente. piattaforma comunque senz'altro, Certamente. maggiore documentazione per gestire meglio le fasi sperimentali, il laboratorio semistrutturato. C'è tutto. Allora, bisogna aprire il canale, allora, è già aperto. aperto? E possiamo assicurare che tutto il materiale che viene sempre messo a disposizione, quindi praticamente anche successivamente potete trovarlo e ci auguriamo che possa servire, insomma. Ecco, allora chiediamo di nuovo, per chi non avesse sentito prima, di inviare per cortesia all'indirizzo scuole@istitutoveneto.it i nominativi dei presenti nelle sedi staccate. Anticipo che riceverete via email un questionario di valutazione proprio sul discorso che stiamo facendo adesso per capire un pochino insomma, come avete recepito questo corso, per avere delle indicazioni anche per un futuro, dei suggerimenti, certo, e lo riceverete via email e vi saremo grati, insomma, se potete compilarlo, grazie. Bene, allora possiamo chiudere, penso. Vediamo, non ci sono altre... Al momento no, se vogliamo aspettare altri 5 minuti. Stiamo 5 minuti e poi... Qui domande altre? Ripensando adesso tutto, no? Quello che abbiamo detto, in sintesi. A me qualche domanda verrebbe da fare. A loro o a me? No, io noi noi. La trasmissione di dire chi siamo, dove andiamo, com'era la storia. Chi siamo, da dove veniamo, dove Ad andiamo. esempio, io nel mio intervento ho lasciato fuori una parte, me l'ho solo accennata. Chissà se viene fuori dagli altri. Io ad esempio avrei chiesto sulla valutazione di più. Cioè, alla fine come si fa a valutare? Con quali modalità? Con quali forme? E effettivamente questa parte l'ho tenuta fuori perché diventava troppo lungo.
pensate un pochino voi. Però un suggerimento ve l'ho dato, il quaderno di scienze, quello lì sicuramente. Di processo. Alla fine bisognerebbe proporgli un'attività, una situazione problematica e come tema, come si chiama anche incident delle volte, e vedere come le impostano, come la risolverebbero, come l'imposterebbero. Ecco. Esattamente, proprio questa, no? Alla fine, logicamente, quella bisognerebbe dare. Ci sono abbastanza esempi sulle prove OCSE PISA, solo che sono per ragazzi, per i 16enni, 15enni, 16enni. Magari da quelli si può prendere qualche idea, qualche esempio, porgli delle alternative. Siamo in questa situazione problematica, Michele agirebbe così, Antonella in quest'altro modo. Secondo te chi agirebbe meglio? Spiega il perché, però motiva, perciò li devi motivare, devi argomentare, eccetera. Ma anche cose semplici, se tu hai costruito, se avete costruito un acquario in classe, gli proponi un terrario per le formiche, come faresti? Cioè, allora lì c'è tutto quanto un'altra problematica di ambiente, di tutto. Cioè dagli proprio anche problematiche concrete, perché devi appunto andare a verificare se ha sviluppato questo atteggiamento investigativo e le competenze che loro richiedono alla fine nei documenti sono di alto livello. È chiaro che le dai a fine anno più elaborata. Però durante l'anno magari non solamente test, non schede. Beh, già se gli si dà una scheda aperta, lì già puoi andare a verificare tante cose, tante competenze. Se c'è silenzio... Posso dire una cosa? Che abbiamo tralasciato una cosa che era venuta la volta precedente, il lessico, che invece è molto importante, e adesso è venuto in mente perché diceva le prove, come valutare. Perché per esempio la valutazione sulla conoscenza del linguaggio, dei termini che si usano correntemente, non dico termini astrusi, ma i termini che abbiamo usato oggi per esempio, no? Questa è una cosa molto, molto importante, perché se non si accerta se alcune delle parole chiave sono state correttamente introitate, correttamente capite, e sono correttamente capite soltanto se possono essere correttamente espresse, lì è un sistema di valutazione, ma anche di valutazione della necessità eventuale di avere una reiterazione della lezione, delle informazioni, perché altrimenti è un po'... Insomma, in qualsiasi tipo di insegnamento, pur con diversi livelli, ma l'insegnante fa sempre la prova per capire se hanno capito o se non hanno capito. Insomma, no? Non è soltanto che guardando negli occhi c'è quello che dice sempre di sì. All'università, quello in prima fila che dice sempre di sì è quello che non ha mai capito niente di solito. No? Quindi si fanno delle prove per capire se effettivamente il messaggio è stato recepito. E forse un sistema molto semplice è quello di fargli imparare un po' di lessico e poi di verificare se effettivamente l'hanno capito, se hanno capito il significato di queste parole. Va bene, non c'è più niente?
Tutto tace. Allora noi salutiamo quelli che dicevano amici e vicini lontani, buonasera. No, noi salutiamo, ringraziamo tutti, ringraziamo gli insegnanti che sono venuti a questi incontri, ringraziamo il personale tecnico che li ha assistiti, ringraziamo i tutor in particolare dove ci sono e insomma ringraziamo voi che siete qui in sala, che siete stati così gentili a venire fin qua. Buona fortuna a tutti. Grazie a tutti, arrivederci.